Assunzioni nelle pubbliche amministrazioni off limits per le donne in gravidanza. Il grido d'allarme arriva dalla CGIL. Nell'ultimo periodo sono state diverse le segnalazioni arrivate al sindacato. Lavoratrici penalizzate perché in attesa di un bebè. Pari opportunità nel lavoro, distanza abissale fra fatti e parole, commenta Ivan Bernini, segretario provinciale funzione pubblica della CGIL. Nelle pubbliche amministrazioni per anni c'è stato il blocco delle assunzioni e quindi non si effettuavano concorsi. Oggi che le pubbliche amministrazioni possono ricominciare ad assumere e quindi hanno fatto concorsi, abbiamo graduatorie, è chiaro che il fenomeno riprende in maniera più significativa. Casi di ogni tipo, ci spiega il segretario, donne che hanno partecipato a concorsi pubblici e che sono state inserite in graduatoria, ma quando vengono chiamate per accettare e firmare l'incarico alla loro onesta dichiarazione di essere in gravidanza, la risposta è quella di posticipare l'assunzione e talvolta viene chiesto loro di rinunciare. Abbiamo situazioni, le più estreme, poche, ma ci sono state segnalate anche quelle, dove a qualche donna gli si dice allora rinuncia all'incarico. E magari rispetto al fatto che la donna dice io non ho nessuna intenzione di rinunciare all'incarico perché sono in graduatoria, si sente anche rispondere e noi rendiamo non valida la graduatoria e andiamo a fare un altro concorso. Situazioni pesantissime per le lavoratrici che chiedono se questo comportamento sia normale. Spieghiamo alla lavoratrice che ci chiede se è normale una cosa di questo genere che normale non è. Chiaramente diciamo anche alla lavoratrice guarda che noi siamo qui, andiamo avanti perché su questa cosa si può operare un'avvertenza, perché non possono non assumerti o posticipare l'assunzione perché tu sei incinta. Purtroppo sono ancora molte le donne che per paura preferiscono poi lasciare stare. È inaccettabile, termina Bernini, che nel 2019 ci si trovi di fronte a queste situazioni, comportamenti che sanno da medioevo.